Ad esempio, quando vai dentro una casa a consegnare, ti aprono il cancello, un cane ti morde, ti prende una gamba, a me ha morso. L'altro giorno stavo consegnando un pacco, c'era della vernice dentro, ho messo il pacco nella muretta della casa del cliente, il cliente si è lamentato, io mi sono praticamente sporcata vestiti, pantaloni eccetera. L'aumento dei pacchi innanzitutto, il fatto dei bar chiusi, comunque in zona rossa non potevi andare neanche per asporto, quindi noi, almeno noi donne, non sapevamo neanche dove andare a fare pipì. Per mangiare dovevi mangiare un panino al volo perché appunto essendo che i ritmi erano aumentati dovevi correre. Mediamente noi facciamo dai 200 ai 250 km al giorno. Città, centri città, montagna, collina, di tutto. Facciamo tutta la provincia di Treviso, Vicenza, Padova. L'altro giorno ho rischiato di prendere una multa perché dopo 9 ore e mezza su un furgone a stare concentrato ho perso un attimo la concezione della strada e sono passato con un semaforo rosso. Ecco, quelle cose lì, e c'era la telecamera, quelle cose lì le dobbiamo pagare tutte noi. Io, per mia esperienza, ho dovuto pagare in un anno 1000 euro di multe che io pago e che l'azienda non mi copre.